Le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, tempo scaduto alle 12 di oggi per il deposito delle liste, 8 i comuni al voto nella Marca, tra cui Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Villorba, 28 i candidati sindaco. Dopo l'ok degli industriali di Treviso e Padova, anche la CGIL della Marca dice sì all'estensione del Green Pass in uffici pubblici e aziende private e all'obbligo vaccinale. Il caso dell'infermiera che fingeva di vaccinare gli amici Novax, l'ordine attende chiarezza dall'indagine, grave danno d'immagine, da eroi rischiamo di passare per truffatori. Centro vaccinale di Monastir preso d'assalto stamane, spesso viene scelto dai cittadini che dopo aver ricevuto la dose raggiungono le mete di mare, racconta una responsabile. Dopo 4 mesi e mezzo di lavori questa mattina è stata riaperta la strada Nuolese in entrambe le direzioni. Il sindaco Conte, grazie ai cittadini per la pazienza, stiamo lavorando per il futuro. Gioielli e orologi rubati raccolti in un panno è ciò che ha trovato il proprietario di un fondo agricolo a Preganziolo. La refurtiva razziata in una casa vicina e abbandonata dai ladri. Lunedì alle 15.30 in Duomo a Treviso i funerali di Fabio Biasuzzi, lo storico imprenditore della ghiaia che aveva portato l'ippodromo a livelli internazionali. Il ricordo, era innamorato del suo Sant'Artemio. Alla Mostra del Cinema di Venezia ha siglato l'accordo tra Assessorato regionale al turismo e Veneto Film Commission, obiettivo promuovere le eccellenze paesaggistiche come location per set cinematografici o per produzioni televisive. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la politica. Oggi alle 12 è scaduto il tempo per il deposito delle liste in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Sono 8 nella Marca i comuni al voto, tra cui Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Villorba, che avendo oltre 15.000 abitanti, se nessuno degli sfidanti supererà il 50% delle preferenze, dovranno ricorrere eventualmente al ballottaggio. Allora il quadro delle elezioni amministrative nella Marca del 3 e 4 ottobre nel primo servizio. 8 comuni al voto, 28 candidati sindaco, 756 candidati consiglieri divisi nelle 45 liste in campo. Nella Marca trevigiana le amministrative del 3 e 4 ottobre saranno particolarmente significative perché andranno al voto alcuni dei centri principali della provincia, a partire da Conegliano dove si propongono 5 sfidanti. Piero Garbellotto, candidato di una parte di centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, l'ex sindaco Fabio Chies, sostenuto da Forza Italia, Francesca Di Gaspero per il centro-sinistra, Lorenzo Damiano dei Pescatori di Pace e, sorpresa dell'ultimo minuto, Antonio Quarta della lista civica Parè. Solo 2 i contendenti a Montebelluna, il capogruppo uscente della Lega Adalberto Bordin, sostenuto dal centrodestra, e Loreno Miotto per il centro-sinistra. In corsa in 5 invece a Oderzo, l'uscente Maria Scardellato, candidata per Lega e Fratelli d'Italia, dovrà vedersela con il suo ex vice sindaco Michele Sarri. PD e Movimento 5 Stelle uniti a favore di Marco De Blasis, mentre Marco Drusiana e Tino Alescio corrono con delle civiche. Ben 6 per la poltrona di sindaco a Villorba, con Lega, Fratelli d'Italia e l'uscente Marco Serena uniti per sostenere Francesco Soligo. Quindi Alessandra Callegari per il Partito Democratico, Silvia Barbisan per l'Azione di Calenda, Massimo Vernier per il Movimento 5 Stelle, Emanuela Parchi e Camilla Girasole per 2 civiche. A Volpago l'uscente Paolo Guzzo, leghista, si confronterà con Sebastian Grosso, sostenuto da una civica, e Guerrino Silvestrini del PD. Centrodestra diviso a Cordignano, dove Alessandro Bizzi, in corsa per il secondo mandato, se la vedrà con il suo ex assessore e già primo cittadino Roberto Campagna, e con Luca De Re. A caccia della riconferma a Porto Buffolè anche Andrea Susana del centrodestra contro Jennifer Gola e Nicola Vianello. Infine Monfumo, dove si ripresenta senza sfidanti l'attuale sindaco Luciano Ferrari, che dovrà però ottenere il quorum necessario alla rielezione. Inizia dunque la corsa, l'ultimo rush finale, l'ultimo mese verso le elezioni che ovviamente seguiremo con la nostra consueta maratona elettorale il 3 e 4 ottobre. Adesso torniamo a parlare di Green Pass e obbligo vaccinale. Dopo le parole ovviamente del Premier Draghi nella conferenza stampa post Consiglio dei Ministri si è aperto il dibattito. Ieri l'ok degli industriali di Treviso e Padova per bocca di Leopoldo Destro, ha detto una opportunità importante da vagliare con i sindacati, e proprio i sindacati nella Marca, la CGIL in particolare, dicono sì sia all'estensione del Green Pass che all'obbligo vaccinale, dicono si faccia una legge. L'hanno detto oggi, l'hanno ribadito in Piazza Borsa, sede all'aperto per un giorno della CGIL, tra la gente con stand e gazebo nell'ambito delle attività per i 110 anni della Camera del Lavoro a Treviso. Il sindacato e soprattutto la CGIL è per le vaccinazioni obbligatorie,
per cui questa piazza è anche, se volete, indirettamente una risposta ai Novax. Il fatto che loro ce l'avessero in qualche maniera contesa, ovviamente questa è la risposta. Da Piazza Borsa, dove la CGIL ha scalzato i no Green Pass, occupandola tutta la giornata prima con gazebo e stand informativi, poi con presentazioni e spettacoli, il segretario Mauro Visentin ribadisce la posizione della Camera del Lavoro, che accoglie favorevolmente tanto l'ipotesi di rendere obbligatorio il Green Pass negli uffici pubblici e nelle aziende private, quanto l'obbligo vaccinale. Ben venga, che facciano la legge, noi siamo perfettamente d'accordo. E cosa mi dice dei lavoratori invece che non vogliono piegarsi a questo? Questi lavoratori devono essere convinti, dopodiché se c'è una legge va rispettata. Ovviamente bisogna capire le esigenze anche di questi lavoratori, nel senso che se ci sono situazioni particolari vanno tutelate, ma se non ci sono situazioni particolari si devono adeguare a quanto prevede la legge. Oneri che non devono riguardare solamente i lavoratori, puntualizza Nicola Talmi della segreteria provinciale CGIL. Ci sono lavoratori che fanno dei lavori particolari, penso alla sanità e alla scuola, e quindi c'è già l'obbligo vaccinale per quei lavoratori particolari. Se voglio introdurre l'obbligo vaccinale, adesso l'obbligo è dei cittadini a essere vaccinati, perché i lavoratori dipendenti sono dei cittadini come gli altri, perché allora deve valere ovviamente anche per i lavoratori autonomi, perché anche un avvocato, un elettricista, un commerciante ha rapporti con le persone, quindi se obbligo deve essere obbligo per tutti i cittadini. L'estensione della certificazione verde al mondo del lavoro è stata definita dal presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, una grande opportunità. Sono d'accordo. Abbiamo delle grandi opportunità, vanno viste, decise, programmate e sfruttate assieme. E il dibattito su Green Pass, estensione del Green Pass, tamponi gratuiti, obbligo vaccinale è forte all'interno della Lega, e allora in queste ore, oggi, il vertice tra Salvini e i governatori del Carroccio, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia, per la linea di qui in avanti della Lega su questi temi. Dalla Lega le proposte su piano vaccinale e Green Pass, risultato di una videoconferenza tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e i governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Solinas, Spirlì, Tesei e Zaia. Al primo punto la promozione della campagna vaccinale, partendo dal presupposto, si legge nel documento, che un incremento delle adesioni può essere ottenuto con informazioni corrette, salvaguardando la libertà ed evitando obbligo costrizioni che potrebbero servire solo in via eccezionale per alcune categorie specifiche. Il secondo punto riguarda il Green Pass, il cui utilizzo va visto per il partito per favorire aperture in sicurezza a partire dai grandi eventi. A questo si collega il tema successivo, ovvero la proposta di tamponi gratuiti per alcune categorie, così da permettere agevolmente l'ottenimento del Green Pass. È pur vero che ci sono delle categorie che non si possono vaccinare, che hanno diritto ad avere i tamponi gratuiti. Intanto, proprio in tema di vaccini e certificazione verde, domani nella Marca tornano a protestare i no Green Pass, con 2 manifestazioni in Piazza Borsa a Treviso e a San Vendemiano. Particolarmente attenzionata quest'ultima per l'arrivo di persone non solo dal Veneto ma anche dal Friuli Venezia Giulia. Penso che sia un valore della democrazia poter manifestare. Quando lo si fa nel rispetto delle regole, ben vengano le manifestazioni. Io non ho mai pensato che bisogna togliere le piazze a qualcuno contro le loro idee. Un quadro nel quale si inserisce la vicenda dell'infermiera del lab vaccinale di Villorba, sotto indagine per aver finto di inoculare il vaccino ad amici Novax che volevano il Green Pass. Questo è un fatto grave, nel senso che siamo davanti a una situazione nella quale si cercava la certificazione della vaccinazione senza farsi il vaccino. Abbiamo fiducia nella magistratura, negli inquirenti che hanno fatto le indagini, sembra di capire che siano poche le persone coinvolte da quel che ho capito, però questi fatti non possiamo accettarli, punto e basta. Ed è un grave danno di immagine, così l'ordine degli infermieri sul caso dell'appunto infermiera citato nel servizio commentato da Zaia, di cui abbiamo parlato ieri. È durissima Samantha Grossi, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso, nei confronti dell'infermiera cinquantenne dipendente dell'ULSS 2, finita sotto inchiesta per aver finto di vaccinare amici e parenti Novax, così da far aver loro il Green Pass. L'indagine della Procura procede per falso ideologico e omissione di atti d'ufficio, così come gli accertamenti della squadra mobile. Di certo, dice Grossi, è una batosta che danneggia pesantemente la categoria. È l'ennesima vicenda, dopo tutto quello che stiamo affrontando per le sospensioni dei Novax,
e diciamo è un ulteriore danno d'immagine alla professione, per cui passiamo dagli eroi adesso anche ai truffatori. Per fortuna sono pochi casi isolati, però sì, è proprio veramente un danno d'immagine per noi. L'infermiera è tra l'altro regolarmente vaccinata, questo per la Presidente dell'Ordine non alleggerisce la sua posizione, anzi la peggiora. E spero insomma che non avesse chiesto anche magari soldi per fare questa cosa qui, ecco. Per cui insomma secondo me peggiora la situazione proprio per il suo status di dipendente pubblica. Di pari passo con un eventuale procedimento giudiziario a suo carico andranno anche i provvedimenti dell'Ordine. E adesso sicuramente dovremo aprire comunque un procedimento disciplinare e ascoltare insomma l'infermiera cosa avrà da dire. Certo è che se poi alla fine di tutta l'indagine ci sarà il processo, voglio dire, non può più stare all'interno dell'Ordine sicuramente. A proposito di Novax, No Green Pass, che lo ricordiamo domani saranno protagonisti di 2 manifestazioni, una in Piazza Borsa, dove sono stati spostati dopo le proteste di Piazza dei Signori di sabato scorso, e poi un'altra a San Vendemiano. Le forze dell'ordine sono allertate per entrambe le manifestazioni, in particolare per quella di San Vendemiano, e continuano, a proposito di questi argomenti, le missive minatorie o di insulti da parte di individui Novax anonimi recapitate al sindaco di Treviso Mario Conte. Dopo la cartolina in cui lo si definiva Führer e la lettera in cui gli si augurava la morte, a Casugano è arrivata nei giorni scorsi una missiva firmata, sebbene il nome sia difficilmente leggibile, su cui l'autore avrebbe, prima di imbustarla, urinato. Lo scrive lui stesso, dimostrando, oltre che con le parole, anche con questo gesto, il disprezzo per l'atteggiamento dei politici favorevoli alla campagna vaccinale e al Green Pass. Ognuno di noi svolge il proprio ruolo cercando di fare il bene della comunità e va rispettato, ha commentato Conte. Chi esce dai binari della democrazia, del confronto civile ed entra nel campo delle minacce e della volgarità va sempre condannato. E adesso al centro vaccinale di Monastier, che è stato preso d'assalto questa mattina soprattutto da giovanissimi, e spiega il responsabile. Il nostro hub spesso viene scelto anche da cittadini che arrivano da molto lontano e che dopo aver ricevuto la dose raggiungono le mete balneari. La voglia di godersi uno degli ultimi sabato al mare, ma anche la necessità di vaccinarsi. Probabilmente questi i motivi che hanno spinto stamane tantissimi giovani tra i 12 e i 18 anni a recarsi senza prenotazione al lab di Monastier, preso letteralmente d'assalto con le conseguenti code. Succede che il vaccinando che deve fare la seconda dose va, anziché recarsi dove ha la prenotazione, viene da noi. Ci arriva gente da Montebelluna piuttosto che da Paese, piuttosto che da Castelfranco, quindi tutta gente che magari è prenotata in altri hub. L'accesso di molti giovani e la presenza di cittadini con prenotazione fissata in un altro centro vaccinale hanno creato ritardi, ma alla fine il tempo massimo registrato tra l'entrata e l'uscita dall'hub è stato di 1 ora e 15 minuti. È proprio la posizione del punto vaccini lungo la direttrice che porta le località di mare ad aver spinto in questi mesi, e oggi in particolar modo gli utenti, a sceglierlo soprattutto per la seconda dose. Uno viene vede, sa, conosce sto hub vaccinale, si ferma, vorrebbe fare subito la vaccinazione per dopo magari andare al mare o in altri luoghi di villeggiatura proprio di sabato, e si lamenta se fa tardi. È stato necessario richiamare altro personale in rinforzo a quello già impegnato nelle vaccinazioni. Ovviamente abbiamo richiamato gli infermieri che erano al Covid Point, che facevano i tamponi e si sono dedicati alla vaccinazione, e il nostro medico di guardia è sceso dal reparto e ha dato una mano. Questo ha permesso di velocizzare le operazioni, che sono terminate intorno alle 14, un'ora dopo il normale orario di chiusura del lab. Da dottor Bassanello un invito ai cittadini. Di rispettare magari anche il luogo e l'hub di prenotazione per la seconda dose. Lasciamo il Covid, i lavori pubblici. Questa mattina, dopo 4 mesi e mezzo, la sospirata riapertura in entrambe le direzioni della Noalese.
Pochi minuti dopo le 11.30, alla presenza dell'assessore Sandro Zampese, sono state rimosse le transenne e la strada annualese è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni. La prima auto ha così potuto percorrere il tratto che era stato chiuso lo scorso 19 aprile, con l'istituzione all'altezza del quartiere di San Giuseppe del senso unico. Stiamo procedendo su quella programmazione di investimenti legata alla rete fognaria che ci consentirà di passare dal 33% di cittadini allacciati alla rete fognaria ad un 60%, quindi un salto di 27 punti percentuali, che significa cantieri, che significa qualche disagio, però significa anche migliorare nettamente la qualità di vita nella nostra città. Ai cittadini ora l'invito ad allacciarsi alla nuova rete fognaria, cittadini ai quali va il ringraziamento del sindaco per la pazienza dimostrata in questi mesi di interventi. E il primo cittadino chiede un ulteriore sforzo ai trevigiani per gli altri cantieri aperti in città. Il cantiere di Santa Maria del Rovere, che di fatto abbiamo ribaltato un quartiere intero, che vedrà alla fine tra circa 10 mesi. Stiamo cominciando un intervento molto impegnativo nel quartiere San Liberale, proprio in questi giorni abbiamo cominciato a vedere le prime recinzioni di cantiere, però voglio dire, tutte le opere che stiamo mettendo in campo servono per alzare ancora l'asticella della qualità di vita. Intanto, come accaduto nel precedente fine settimana, anche oggi e domani resterà chiuso il sottopasso di Via Veniera per i lavori di indagini diagnostiche. In centro storico invece si va verso la fine dell'intervento in Via Manin per il completamento della rete idrica. Quando noi interveniamo in una strada poi rifacciamo tutti quei sottoservizi che sono particolarmente datati. Creiamo qualche disagio sicuramente, allunghiamo un po' i tempi, però poi una volta ultimati i lavori per un bel po' non se ne parla più. La cronaca, siamo a Preganziolo, orologi, bracciali e collane per un valore di circa 1.200 euro risultati provenire da un furto consumato in un'abitazione poco lontano sono stati ritrovati avvolti in un panno dal proprietario di un fondo agricolo di Preganziolo sul quale erano stati abbandonati. Avvertiti i carabinieri di Mogliano della presenza dell'insolito tesoro sul terreno, in seguito a una rapida ricerca è stato possibile risalire all'origine dei gioielli appartenenti a una donna del posto nella cui casa il mese scorso si erano introdotti alcuni sconosciuti dopo aver forzato una porta finestra. Si ritiene, lo ritengono i carabinieri, che i malviventi disturbati nella loro azione possono aver abbandonato temporaneamente parte della refurtiva sul suolo, riservandosi di recuperarla in un secondo momento. Non avevano fatto i conti col proprietario del fondo agricolo di Preganziolo, che ha poi chiamato i carabinieri. Torniamo a Treviso, perché a Treviso in Duomo lunedì alle 15.30 ci saranno i funerali di Fabio Biasuzzi, lo storico imprenditore della ghiaia scomparso dopo una lunga malattia, il ricordo di chi l'ha avuto come datore di lavoro nell'estrazione della ghiaia e chi come presidente invece dell'ippodromo di Treviso. Gli ippodromi senza gente non possono andare avanti. È stata sempre una delle convinzioni di Fabio Biasuzzi, prima che presidente innamorato dell'ippica e di quello che considerava un po' il suo ippodromo Sant'Artemio. Oggi atmosfera mesta tra pista e scuderie, dopo che ieri il patron Biasuzzi, a 72 anni, è uscito definitivamente dal paddock della vita. Era uno dei luoghi che amava frequentare, dove si sellano i cavalli e i fantini si preparano alle nuove sfide. E la sfida lui l'aveva vinta, portando Treviso tra i grandi ippodromi italiani. Fabio Biasuzzi era un imprenditore di grande talento e capacità, che esercitava la sua attività in altri ambiti, mentre l'ippodromo per lui era una passione, ma unendo le sue capacità manageriali alla passione per il mondo dell'ippica ha portato il risultato che abbiamo potuto constatare, quindi di un grande risalto a livello nazionale ed internazionale dell'ippica cittadina. Ma Biasuzzi a Treviso è sinonimo di estrazione della ghiaia, così lo ricorda un suo ex dipendente, oggi volto del folklore trevigiano. Sono stato alla Biasuzzi per quasi 40 anni, come me e anche tanti altri colleghi di lavoro. Praticamente uno che resta per tanti anni vuol dire che è trovato una famiglia, il dottor Fabio. Mi ricordo che praticamente ha portato avanti tutta questa roba del commendatore che ha creato e si è partiti, come lo sappiamo, da San Cassan, da Quinto, e a sua casa patriarcale. E da là che ha creato un impero. Un volto e un nome che entra di diritto nella storia di Treviso, magari al trotto di questo sulchi d'altri tempi. E a Birocina quella dei cavalli, e praticamente era la sua casa vecchia che io avevo a San Cassan, e ha cominciato qua la nostra mostra che tutti vi vedono
e che dico questa a sede a famiglia Biasucci. La cronaca, ci spostiamo a Mansuè, vediamo l'immagine dei vigili del fuoco da poco arrivata che ci racconta di un incidente avvenuto a Mansuè davvero poco fa, un trattore rovesciato contenente uva, sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza con l'autogru di Treviso e i carabinieri di Conegliano. Fortunatamente non c'è nessun ferito, qualche disagio ovviamente alla circolazione. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora l'abbiamo visto in apertura del telegiornale con il quadro dei candidati sindaco, 28 in tutta la Marca trevigiana per le elezioni del 3 e 4 ottobre negli 8 comuni al voto. E allora si scalda sempre di più la campagna elettorale. Oggi, stamane a Oderzo, il sindaco uscente Maria Scardellato ha presentato le liste che sostengono la sua ricandidatura al comune. A me hanno sempre detto: sei troppo chiuso in municipio, devi andare in piazza a chiacchierare. Se sto in piazza a chiacchierare non sto in municipio a lavorare. Sta tutta qui la filosofia amministrativa di Maria Scardellato. Tra le liste che l'appoggiano, una della Lega, l'altra di Fratelli d'Italia e la terza una civica che porta il suo nome. La corsa per Cadiedo la condivide con altri 4 candidati e tra questi anche Michele Sarri, suo ex vice sindaco ed ex responsabile circoscrizionale per la Lega, al quale manda a dire: La Lega è qui. Questo perché i cittadini non vengano ingannati. Non esiste che la Lega in futuro appoggi qualcuno che ha danneggiato la Lega. Ma è sui progetti e programmi che il sindaco uscente punta per ottenere nuovamente il mandato dai cittadini. In particolare per il risico che coinvolge l'ex caserma Zanusso, oggi centro di accoglienza, l'ex istituto Besta, oggi palazzo delle associazioni, e l'ex foro Boario. L'ipotesi di un project financing che metta mano a tutte queste aree da rivalorizzare con contenuti sportivi, per impianti sportivi, per impianti a scopo sociale e per impianti a scopo culturale. Quindi la cittadella della musica, quindi una struttura per il dopo di noi, quindi questo co-housing anziani autosufficienti e giovani coppie e poi tutti gli impianti sportivi che già hanno manifestato interesse per l'area della caserma. In particolare per gli appartamenti alle giovani coppie l'affitto sarà calmierato grazie al 1,5 milioni che su sentenza definitiva lo Stato restituirà ad Oderzo. E quindi ci sarà la possibilità di un aiuto reciproco tra le giovani coppie e gli anziani autosufficienti però per tenere il prezzo calmierato vorremmo mettere 1 milione di quelli che ci arrivano dallo Stato restituiti per tenere appunto questi prezzi degli affitti bassi. Adesso una finestra sulla mostra del cinema. Oggi è stato presentato l'accordo tra l'assessorato al turismo regionale del Veneto e Veneto Film Commission sulla promozione del turismo in Veneto attraverso il cinema. Protocollo presentato appunto al Lido di Venezia nell'ambito della mostra del cinema. Insomma, l'accordo per valorizzare i territori anche della Marca, del Veneto e della Marca nell'ambito del cinema e della televisione. Il cinema non è solo un mezzo di espressione artistica, una manifestazione culturale o semplicemente un veicolo di intrattenimento. Il cinema è anche un potente strumento che offre visibilità e promozione ad un territorio e nasce proprio con lo scopo di promuovere le eccellenze paesaggistiche regionali da suggerire come location per set cinematografici o da inserire in produzioni televisive. Il protocollo siglato da Veneto Film Commission e Regione Veneto, presentato al Lido in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Noi non vogliamo valorizzare delle destinazioni che sono già conosciute a livello internazionale, insomma voglio dire, la gente viene già a girare i film gratis a Venezia, non serve che dietro ci sia la regione che faccia promozione da questo punto di vista. Noi invece dobbiamo far conoscere altri luoghi di questa regione che appunto magari sono meno noti ma non per questo meno belli e quindi incentivare queste produzioni a scoprire degli angoli di questo territorio e valorizzarli. Questa è un po' l'idea, raccontando ovviamente anche delle storie. Il cinema è anche in grado di produrre migliaia di posti di lavoro, molti dei quali ad elevata professionalità, generando inoltre un indotto talmente esteso da risultare difficilmente calcolabile. La Veneto Film Commission rappresenta un riferimento per l'industria cinematografica e audiovisiva locale e più in generale per chi voglia investire su produzioni realizzate in Veneto. Noi abbiamo avuto rapporti con un centinaio di produzioni interessate a venire in Veneto. È chiaro che da questi rapporti
dovremmo ottenere dei frutti soprattutto nel 2022 e nel 2023. Abbiamo il sito con tutte le location, tante produzioni che sono decise a venire qui in Veneto per motivi che ovviamente sono abbastanza scontati, cioè la bellezza del territorio, la varietà del territorio. Adesso le notizie dal Bellunese. E apriamo anche qui con uno sguardo sui comuni al voto. Anche nel Bellunese sono 8, come nella Marca, i comuni al voto e 17 i candidati sindaco dopo la chiusura delle liste oggi nei vari uffici elettorali. 17 dicevamo i candidati sindaco. In Cadore a Selva, che con i suoi 517 abitanti è il più piccolo dei comuni interessati al voto, e a Lozzo scenderà in campo una sola lista. Ad Alano di Piave, Lozzo di Cadore, Sovramonte e Voltago a Gordino si candidano in 2. Tra i contendenti a Vigo di Cadore, solo ad Alpago, che ha oltre 7.000 abitanti, troviamo in lizza ben 4 aspiranti sindaco. E poi le riprese delle ricerche che continuano del 39enne Federico Lugato, l'escursionista residente nel milanese ma mestrino di origine, disperso dal 26 agosto scorso in Val di Zoldo nelle Dolomiti bellunesi. Sono riprese oggi e proseguiranno almeno fino a domani le ricerche. Ormai 9 giorni la scomparsa del 39enne, una settantina le persone operanti nelle ricerche tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, protezione civile e altri volontari privati che hanno risposto agli appelli della moglie diffuse tramite i canali social che si sono distribuite sulle aree loro affidate dal centro mobile di coordinamento delle operazioni. Sono state battute finora la parte bassa della Val Prampera verso Forno di Zoldo, da Casera di Mezzodì verso l'abitato e da sopra il rifugio Soral Sas a scendere. I droni hanno sorvolato le rocce sottostanti il rifugio e l'area del Castel del Moschesin, dove nei giorni scorsi anche l'elicottero aveva effettuato delle perlustrazioni. A Longarone adesso, dove oggi è stato presentato un progetto che riguarda la valorizzazione di una scuola. L'osservazione potrà anche apparire banale, ma è sicuramente veritiera. Chi passa per Longarone rivolge lo sguardo sempre dalla parte del Vajont, magari per cogliere quell'attimo in cui, percorrendo la statale, la diga è visibile. Quasi nessuno guarda dall'altra parte, verso il paese ricostruito, e così non si nota qualcosa che c'era già nel 1500 e che fu completato nei primi anni del 1800, i Murazzi. Per loro, con la conclusione di un concorso di idee per la valorizzazione architettonica dei manufatti, si prospetta un rilancio. Dobbiamo cercare di valorizzarli, adesso dobbiamo sistemarli anche dal punto di vista sismico e poi fare degli interventi per cercare appunto anche di creare degli spazi culturali all'interno, perché è un luogo che merita di essere valorizzato. La storia di Murazzi si lega poi alla soprastante scuola materna dedicata alla memoria della moglie dell'armatore Achille Lauro, che all'indomani del disastro la donò al paese. Per riqualificare scuola e Murazzi si dovranno spendere 3 milioni di euro e si spera i lavori possano iniziare nel 2022. Noi con questo concorso di progetto diamo finalmente il via a un intervento molto atteso e sentito anche dalla nostra comunità, perché andiamo a valorizzare intanto un luogo storico, simbolo, scampato al disastro del Vajont da un lato, e dall'altro mettiamo mano a un edificio che ha bisogno di essere ristrutturato e sistemato, e questa è l'occasione ideale. Continua l'attività dei gazebo della Lega per i 6 referendum. Ne ha parlato oggi a Belluno il commissario regionale della Lega Stefani. 6 referendum per cambiare o quasi volto alla giustizia. Questa è la strada scelta dalla Lega di Matteo Salvini. Tra i 6 quesiti referendari c'è appunto l'abolizione del sistema delle correnti con una riforma del CSM, la separazione delle carriere, la responsabilità civile dei magistrati, i limiti all'abuso della custodia cautelare in carcere. Sono proposte di buon senso che sono state firmate da decine di migliaia di veneti. Contiamo nel corso delle prossime settimane di superare i 100.000 veneti che vengono a firmare i referendum. Viene però da domandarsi perché una forza che fa parte della compagine di governo non porti le sue proposte in Consiglio dei Ministri, ma scelga come strada per proporre le proprie idee la raccolta delle firme dei cittadini.
Lo strumento referendario ci permette anche di confrontarci in piazza con le persone, con chi viene a firmare. Per noi è anche una possibilità di incontro per i nostri elettori, per tutte le persone che scelgono di arrivare, di poter accedere al gazebo e di ascoltare anche quelle che sono le proposte della Lega e le proposte referendarie. Adesso le immagini della coperta di 2500 metri quadrati sulle tre cime di Lavaredo, un'enorme V colorata posizionata a oltre 2300 metri di altitudine per dire viva le donne e no alla violenza di genere. È andato in scena nel territorio di Auronzio di Cadore, come vediamo in queste suggestive immagini, l'evento conclusivo del progetto Viva Vittoria Tre Cime di Lavaredo, avviato a marzo 2021 e che ha coinvolto oltre 90 tra associazioni, enti, istituzioni, scuole e case di riposo nella creazione di quadrati a maglia della dimensione di 50 x 50 cm con l'obiettivo di creare la maxi coperta che avete visto e che potesse colorare le cime più famose delle Dolomiti. Le coperte così elaborate sono state distese ai piedi delle tre cime di Lavaredo nei pressi della Cappella degli Alpini, andando a comporre l'enorme V colorata in omaggio a Viva Vittoria. Con queste immagini suggestive ci fermiamo, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Alta pressione in rinforzo, sarà una domenica 5 settembre in prevalenza con tempo buono, ma non mancherà qualche fenomeno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto bel tempo, sarà soleggiato sulla nostra regione con cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna al pomeriggio qualche addensamento in più e locali acquazzoni, ma di breve durata e in genere non di forte intensità. Temperature piacevoli, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, qualche rovescio nelle ore pomeridiane in montagna, vedete, sole altrove. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Condizioni anche qui variabili, dapprima soleggiato, a seguire sarà possibile qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime infine sui 28 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.